Nella florida ed estesa pianura del Polesine, le acque scorrono lente e placide. Nel delta del Po, vasto e selvaggio, sotto un cielo ora azzurro, ora grigio, con il sole o con la pioggia, la natura danza senza posa. Questa terra così unica e ospitale è troppo spesso dimenticata, ignorata. Le sue città, ricche di storia e opere d'arte, fanno parte del nostro passato e hanno ancora tanto da raccontare. Viaggiate con noi alla scoperta del Delta e della sua antica capitale, Loreo. Loreo è un borgo fluviale dalle origini molto antiche. Anche se la città adesso conta non più di 3.000 abitanti, in passato questa era una delle più grandi del Polesine. Era la capitale del delta del Po. La città si trovava vicino al mare Adriatico e vicino a vie di navigazione, quelle fluviali, molto importanti, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista proprio commerciale, come snodo commerciale. E i primi insediamenti qui li abbiamo intorno al 200 a.C., sono insediamenti romani. Nel 1200 Loreo viene ceduta da Ottone III di Sassonia alla Serenissima. Nel 1094 è la Serenissima a dare maggiore autonomia a questa città in cambio appunto di un aiuto dal punto di vista militare. Possiamo dire che questa città, oltre ad essere molto importante adesso, lo era senz'altro anche in passato. La storia di Loreo fu da sempre legata a Venezia, alla Serenissima. L'impronta veneziana è chiaramente visibile nelle architetture, negli edifici, nei colori e nelle numerose calli. Il canale al centro è un vero e proprio richiamo a Venezia. Affacciato su Piazza Longhena, il Duomo di Loreo è sorprendente per le sue dimensioni, ma anche per i suoi interni, i dipinti e le opere d'arte che troviamo al suo interno. La piazza deve il suo nome al celebre architetto Baldassare Longhena, che oltre ad aver disegnato la facciata di questo Duomo, ha anche disegnato altri edifici, questa volta a Venezia, come ad esempio la Chiesa della Salute. Baldassare Longhena fu un architetto veramente enigmatico, il che rende questo Duomo ancora più affascinante.
All'interno troviamo opere di assoluto valore e bellezza. Miracolo della Beata Vergine, opera di Pietro Damini, artista del 1592, abile ad imitare lo stile del Tiziano. L'Adorazione dei Pastori di Antonio Passilacchi, pupillo del Veronese, famoso per i suoi dipinti nel Palazzo Ducale. L'Altare Maggiore in stile barocco, opera di Antonio Tarsia. Le statue di San Pietro e San Paolo, opera di Giuseppe Torretti, primo maestro di Antonio Canova. Subito a fianco al Duomo di Loreo troviamo l'oratorio della Confraternita della Santissima Trinità, eretto nel 1613 proprio per dare una sede alla confraternita. L'edificio è molto semplice, ma all'interno è impreziosito da un altare in marmo di Brusomini Naccari e un dipinto del Campagnola, istruito presso la bottega del Tiziano. La scuola dei flagellanti della Santissima Trinità di Loreo nasce nel 1608, è tuttora attiva ed è una delle confraternite più antiche tuttora esistenti in Veneto. La solennità più importante è la Santissima Trinità, quando allo scoccare della mezzanotte i confratelli si radunano all'interno dell'oratorio per accogliere i nuovi iscritti e poi si snodano in una processione che raggiunge la chiesa del Pilastro. Santa Trinità, Alfa e Omega. La chiesa della Beata Vergine del Pilastro, una delle più antiche del Polesine, è un piccolo gioiello inesplorato. La chiesa è la testimonianza di una tradizione molto sentita. Si racconta che, un giorno, sarebbe arrivata nel porto di Loreo una signora chiedendo un passaggio per Cremona. La signora fu allontanata in malo modo dal primo capobarca, ma venne accolta con benevolenza dal secondo. Durante la notte, mentre le due imbarcazioni risalivano il fiume Po verso Cremona, scoppiò una bufera. La prima imbarcazione si capovolse e fu inghiottita dall'acqua. L'altra raggiunse sana e salva il porto cremonese. Sorpresi della cosa, i rematori scesero sotto coperta a cercare la signora, che era scomparsa. Pensando di aver trasportato la Vergine Maria, al loro ritorno edificarono un oratorio, la Madonna del Pilastro.
Alle mie spalle il canale di Loreo con la torre dell'orologio, caratteristica di molte città venete e anche in Istria le possiamo ritrovare. Il canale di Loreo scavato nel 1224, la torre edificata circa nella seconda metà del 1600. Tuttavia c'è una iscrizione nel lato nord della torre che riporta la data 1553. La cosa quindi meritava un approfondimento. Tra l'altro poi si tratta di uno stemma, doppio stemma, unito da una croce, quindi da un legame molto importante tra la famiglia Foscarini, dove c'è il stemma rappresentato dalle 6 losanghe, e il castello di Loreo. Quindi il 1553 in una torre di circa 100 anni dopo. La cosa meritava di essere approfondita. L'approfondimento ci ha portato a individuare la presenza della famiglia Foscarini nella persona di Ettore Foscarini, che risulta uno dei Foscarini non censiti nell'albero genealogico, quindi si tratta o di un Foscarini legittimo oppure di un Foscarini in cui si è persa la memoria. L'abbiamo ritrovato nell'Archivio di Stato di Venezia che la figlia nel 1600 circa aveva delle proprietà proprio qua a Loreo, quindi il legame tra i Foscarini e Loreo è rimasto successivamente poi con la figlia dei Foscarini. In questa importantissima iscrizione che lega Loreo ai Foscarini troviamo 3 righe che sono state obliterate e risulta proprio in quel periodo che i veneziani facevano togliere dagli edifici pubblici tutte le iscrizioni che avessero una qualche celebrazione della famiglia stessa, per cui è stata tolta dal municipio e inserita in un edificio più anonimo rispetto al pubblico e riferimento di Loreo, che è la torre dell'orologio. Qual è l'origine del toponimo Loreo? Loreo, da Lauretum, terra di Lauri, di Allori, così veniva descritto da Plinio il Vecchio 2000 anni fa, in quanto questo territorio sorge sul cordone di una duna fossile e lungo questo tratto ritroviamo via Popiglia. Ed è proprio lungo la via Popiglia, voluta nel 132 a.C. da Popilio Lenate, che si sviluppano una serie di mansio dove i romani nei loro lunghi percorsi e lunghi tragitti si fermavano e riposavano. Lungo queste mansio, da San Basilio verso Adria e ancora lungo la via costiera, ne troviamo diverse e tra queste c'è anche Loreo. Ed è proprio nel paesaggio rurale di Loreo che troviamo questo sito archeologico molto interessante che è Corte Cavanella, un sito che è stato studiato tra il 1981 e il 1990 dalla Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Regione Veneto. L'Antiquarium è il museo che è stato inaugurato a Loreo nel 2004 ed è il luogo che ospita una parte dei reperti archeologici trovati appunto a Corte Cavanella. Tra i reperti interessanti di Corte Cavanella troviamo questo esempio di questa maschera teatrale di epoca romana. È una maschera antropomorfa che si usava nelle rappresentazioni teatrali. Meraviglia, serenità, felicità, speranza e gratitudine. Ogni sentimento, ogni emozione hanno un colore e qui possiamo vederli tutti. A pochi minuti da Loreo, la bellezza del paesaggio ci ricorda qual è il nostro posto in questo mondo.
Il Polesine, con la sua bellezza, produttività e importanza, è un territorio fragile che deve essere protetto. Per proteggerlo deve essere mantenuto all'asciutto. Tra la natura incontaminata, qua e là, sorgono edifici di pietra con grandi ciminiere. Sono le idrovore. Il museo Septem Maria o Sette Mari ricorda quanto l'acqua sia una risorsa indispensabile. Le idrovore, infatti, sono macchine utilizzate per il pompaggio dell'acqua e consentono di rimuoverne rapidamente grandi quantità dalle aree soggette ad allagamenti. Le idrovore sono utilizzate in una vasta gamma di contesti, come ad esempio nelle opere di bonifica del territorio. L'officina della bonifica, con attrezzi e macchinari, ci riporta indietro nel tempo. Un tempo di lavoratori instancabili, un tempo che ha plasmato il nostro presente, un tempo di grandi opere e pochi mezzi. Gli abitanti del delta sono da sempre legati al fiume Po. Ed è proprio il fiume che ha permesso a queste terre di abbondare di argilla, adoperata per la creazione di piccoli giochi e strumenti musicali. A Grillara, il museo laboratorio dell'ocarina tiene viva la tradizione, la storia e la musica di Idelmo Fecchio, chiamato quello delle ocarine. Sono Benvenuto Fecchio, sono rappresentante insieme alla famiglia di questo museo che si chiama L'Ocarina ed è un museo che parla soprattutto della creazione, praticamente la terra che si trasforma in creazione e poi possiamo ascoltare anche la voce dei nostri prodotti. Il particolare delle nostre modellazioni viene praticamente ricavata la materia prima dall'argilla che ha portato il Po. Oggi nei nostri campi non si vede l'acqua del Po, ma una volta passava e attraverso i trasporti dell'acqua ha lasciato tutti i depositi argillosi e quindi oggi io li sfrutto per poter modellare. L'ocarina praticamente è una creazione sonora che può essere tipo questo animaletto che attraverso una trasformazione si possono ricavare due suoni, ma è anche strumento musicale vero e proprio. Ci sono delle forme, assomigliano un po' a una carota tutta bucata, soffiando dentro emettono tante belle note, quindi si possono fare melodie. Porto avanti anche una caratteristica importante che fa parte della tradizione della nostra famiglia. Praticamente do ancora voce e anima a Idelmo, che era il mio papà, è colui che all'età di 10 anni nel 1920 iniziò a trasformare la terra in sogno, in musica e in creazione.
io e il resto della famiglia ci siamo avvicinati alla sua passione e abbiamo continuato insieme a lui a creare, a divulgare. Addirittura abbiamo creato un piccolo museo per poter ospitare tante persone, turisti, scuole, per trasmettere la nostra passione. Sono molti i paesi che cercano di portare avanti le proprie tradizioni. Possiamo dire che Loreo è la patria del pan biscotto, del pan bussolà. Passeggiando fra le vie o fra le calli si sente ancora il profumo del pane, così come da tradizione contadina. Il profumo è piacevole, invitante, che ti fa sentire a casa. In passato c'erano molti forni in paese, al momento ne è rimasto soltanto uno, ma che porta avanti con orgoglio questa antica e importante tradizione. Ci troviamo all'interno del Teatro Zago, struttura aperta nell'ultimo decennio del 1800, riadattando inizialmente l'antica chiesa intitolata ai Santi Pietromonica, da cui il nome della piazza antistante. Questa struttura inizia fin da subito ad accogliere delle opere teatrali molto importanti, tra cui un acclamato Amleto alla fine dell'Ottocento, tanto da venir ricordato sui giornali dell'epoca, e quindi si rende necessario un primo restauro già nel 1913, secondo gli stili artistici del momento, quindi lo stile Liberty. Il teatro è intitolato ad Emilio Zago poiché qui a Loreo vi fu una delle sue primissime apparizioni in giovane età. Emilio Zago era un attore di quelli che si definivano all'epoca un guitto, cioè uno di quegli attori che giravano teatro per teatro con queste grandi compagnie quasi zingaresche. Era celebre per rappresentare i personaggi goldoniani, per avere una mimica molto coinvolgente. Infatti non era una persona di sicuro che brillava per aspetto fisico, ma riusciva ad incantare chi aveva davanti con il suo carisma.
Dietro di me ci sono le carceri, ex carceri del comune di Loreo, che adesso sono adibite a biblioteca comunale. La biblioteca è un edificio storico risalente ai primi del 1500 che veniva appunto utilizzato come carceri perché a fianco c'era l'edificio del tribunale del Podestà della Serenissima. Il pavimento pendente, i mattoni a vista, i vecchi chiavistelli. I numeri sopra le porte delle celle. Non è difficile immaginare i detenuti qui rinchiusi, ad esempio nella cella numero 4, l'ultima rimasta, dove è ancora possibile vedere varie iscrizioni e il gioco della tria. L'edificio attualmente ospita la biblioteca comunale, ma è stato carcere ufficialmente fino a poco tempo fa, quindi fino agli anni 50 proprio del Novecento. Essendo un edificio legato appunto alla Repubblica Serenissima, era architettonicamente strutturato come gli edifici storici di Venezia e della Repubblica Serenissima appunto. Infatti è legato proprio architettonicamente da un ponte che unisce la biblioteca attuale, quindi le ex carceri, all'edificio del tribunale che attualmente è l'edificio comunale, quindi il municipio, proprio come il Ponte dei Sospiri a Venezia. Una villa veneta per il suo stile artistico, una villa rustica perché immersa nelle campagne polesane e casa padronale, Villa Zanchi Vianelli. Villa Zanchi Vianelli si trova fuori dal centro storico di Loreo. È un complesso agricolo abbastanza ampio che comprende l'abitazione e anche una piccola chiesetta. Sorge praticamente davanti al canale di Loreo, che permetteva di mettere in comunicazione l'Adige con il Po tramite il Canal Bianco. Questo è un capolavoro ormai destinato a scomparire, un po' come tutto il mobilio che c'era all'interno, gli arredi che sono stati trafugati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale o i dipinti che trovavamo all'interno, ormai persi per sempre. L'edificio fu fatto costruire dalla famiglia Zanchi nella metà del Settecento. Sulla facciata è possibile notare lo stemma di famiglia. I due volti sulla facciata sono il condottiero Bartolomeo Colleoni, bergamasco come gli Zanchi, e a destra Francesco Sforza di Milano. La Conca a Tornova nel passato era una vera e propria dogana. Attraversando questo avamposto era possibile navigare dall'Adige e attraverso il canale di Loreo fino al Canal Bianco per approdare sul grande fiume Po. La stele è la testimonianza di quanto fossero importanti le vie d'acqua e non era altro che il listino per poter usufruire di questo passaggio. Riguardo la lapide di Tornova, anche a Cavanella d'Adige si trovava una lapide simile, probabilmente accorpata alle strutture delle vecchie conche fluviali che passavano al centro del paese. Dovrebbe trovarsi ancora oggi al Museo Civico di Chioggia in forma ovviamente frammentata in quanto è stata recuperata a pezzi. Tuttavia la lapide che si vede oggi sull'argine dell'Adige è stata recuperata negli anni 90 e non ha nessun tipo di attinenza con la lapide che si vede a Tornova, sebbene sia sempre di origine veneziana
e sia del 1785. Riguardo la lapide qui presente a Camanella d'Adige, scrisse Alberto Rizzi nel 1994. Camanella d'Adige, in corrispondenza della piazza Baldine Mantovan, su stele, Leone Marciano sedente, 1785. Iconograficamente, il raro leone è affine ad un'incisione settecentesca alla Biblioteca Marciana. Vi è scritto 1785, sopra la Comune del Mare, Once 41. Segue al centro della stele numerazione da 41 a 13. Provenienza. La stele si trovava rovesciata sull'argine sinistro dell'Adige, in località Cazzadra, a circa 4 km a valle di Camanella d'Adige, ed era posta poco al di sopra del livello medio dell'acqua. In seguito a lavori di rialzamento dell'argine, fu rinvenuta nel luglio 1991 dagli operai di un cantiere e quindi recuperata dal gruppo di canoisti di Camanella d'Adige, il quale provvide a proprie spese a sistemarla sull'attuale ubicazione. L'esatta ubicazione della stele che attualmente si trova sull'argine a Camanella d'Adige mi è stata segnalata dal dottor Riccardo Bonomo e si è sempre trovata nel luogo in cui è stata trovata anche nel 1991. Infatti in questa mappa del 1786, quindi l'anno successivo alla costruzione della stele, è possibile vederla nella sua posizione originaria e si tratta di una mappa del Polesine. Infatti sull'indicazione cerchiata in rosso vi è scritto su cui è marcata sopra la Comune del Mare, che è l'indicazione che si trova nella stele qui presente. La natura incontaminata del Polesine lascia senza parole. I suoi colori e i suoi profumi riempiono il cuore e l'anima. Queste terre che hanno visto così tante persone e così tanta storia sono come un libro, una finestra sul passato, da leggere, da studiare e non dimenticare. Antichi mestieri e affascinanti tradizioni ci ricordano quando l'uomo viveva il proprio territorio, viveva del proprio ingegno, viveva nello stare insieme. Questi luoghi sono da vedere, sono da vivere, sono da tenere stretti. Il Polesine, con la sua antica capitale, Loreo, sono un vero e proprio scrigno. Aprendolo scopriamo davvero tesori inestimabili. Tutte cose che dobbiamo vedere e tutte cose che dobbiamo vivere. Ve lo assicuriamo, ne vale la pena. Chiedo scusa, pensavo a una domanda per quello. Come Adige ha scritto Alberto Rizzi sulla rivista Chioggia nel... sì, mi sono fregato. È scritto la Comune del Mare, sopra la Comune del Mare, e mi sono fregato da solo. La cosa o al castello di Loreo oppure... Loreo, terra di Laureto, no, guarda. Loreo, terra, no, voluta da Publio, eccola,
pubblico ospita una parte dei reperti archeologici. Perso subito. Le Zanchi o Zanchi Vianelli, non mi ricordo già più. Zona padronale, l'edificio, l'abitazione, ma anche, che adesso la rifaccio subito. Ed è tutt'oggi il profumo del pane.